È dal 2018 che si è avviato lungo la Valsugana uno studio per valutare le misure da intraprendere per cercare di arginare i tanti, troppi incidenti stradali, anche con esito mortale, che si verificano puntualmente lungo una delle arterie più trafficate del territorio che collega Padovano al Trentino. Troppo spesso al centro delle cronache, ormai una cadenza impressionante, l'ultimo episodio in questo 25 gennaio con la morte del conducente dello scuolabus che si è scontrato contro un autobus di linea lungo l'SS 47 Valsugana tra Tezze e Cittadella. Solo lo scorso 15 novembre Suor Fernanda Maria Ferraro era stata travolta e uccisa da un tir in pieno centro a Rosà, ancora una volta lungo l'SS Valsugana. E questi sono solo gli ultimi 2 decessi accaduti su un'arteria definita da molti strada killer, dove i rettilinei invitano a schiacciare il piede sull'acceleratore nonostante i limiti di velocità, i numerosi autovelox che vengono installati di volta in volta, che però a poco servono. Chi quotidianamente percorre la 47 Valsugana è preoccupato. E le assicuro che se non sei svelto e veloce a venire fuori, insomma, il rischio è sempre alto. Valsugana osservata speciale tra Veneto e Trentino, purtroppo però la lista dei morti lungo questa strada sembra non voglia fermarsi.